fare la prima mossa all'avversario, poi esce pulito e punta il giovane difensore del Milan, che a un certo punto scappa, accompagna, poi deve intervenire. È arrivato tardi Callejon, non arrivava sul secondo palo, altrimenti Higuaín l'avrebbe visto e sarebbe andato con un 3 contro 3 a premiare il compagno spagnolo. Qua è andato da solo, ha puntato l'avversario. Ha provato a rimanere in piedi Higuaín perché sarebbe stato solo davanti a Diego Lopez, ma non ce l'ha fatta, mentre questo è il contatto precedente. Koulibaly, Cerci mette il piede, Koulibaly. Non è fallo, Riccardo, rimani fermo, ben posizionato, cerchi qualcosa, sente giustamente, poi si lascia un po' cadere su una buona circolazione del Milan, che ha sfruttato per la prima volta il nuovo sistema di gioco, allargato da destra a sinistra e ha mandato comunque a ricevere palla a Bonaventura per accentrarsi. La conclusione poi è stata ribattuta. Occhio, perché Insigne è un discreto specialista dei calci piazzati, sembra intenzionato ad andare in porta in questo momento fantastico, forse il migliore della sua carriera. Passettini sul posto per Lorenzo Insigne. Minuto 22, va Insigne che scavalca la barriera, piega le mani a Diego Lopez e fa doppietta. C'è 3-0 del Napoli a San Siro, 3-0, doppietta di Insigne. Mamma mia che Napoli! La squadra forse in questo momento più in forma del campionato, anche se non ha il primato in classifica, che sta esaltando uno dei giocatori più forti del campionato italiano, che segna e fa far gol veramente in ogni modo. Qua la sua punizione ce l'aveva già fatta vedere, ricordo un gol in Champions League contro il Borussia Dortmund. Questa non è proprio fil di palo, però vediamo, prova a andare Diego Lopez, non ha la forza per spingere. Comunque doppietta a San Siro. Doppietta e assist per Lorenzo Insigne a San Siro, imperfetto qui Diego Lopez, splendida invece la punizione. Cross basso per Higuaín, c'è l'autogol di Rodrigo Eli e 4-0 per il Napoli, 4-0 a San Siro per la squadra di Maurizio Sarri, per la squadra più in forma del campionato. Il lavoro sulla corsia di sinistra, dove c'è un giocatore da 6 partite che sta facendo la differenza, che è Goulam, che sa benissimo sfruttare il lavoro verso l'interno del giocatore che gli gioca davanti, di solito Insigne ma anche Mertens quando entra. Scopre quella posizione, non c'è chiarezza di intervento, no? Nell'occupazione degli spazi del terzino, che un po' è attratto verso l'interno dall'esterno alto, parlo di De Sciglio, e quindi arriva in ritardo sulla chiusura. La palla è meravigliosa, non voglio condannare Rodrigo Eli perché mezzo gol lo fa Allan, lo fa